Allora, intanto ricordo che la gara dei 200 run assoluti maschi, così come è accaduto ieri, anche oggi sono solo 8 gli atleti iscritti, quindi non si nuota la batteria questa mattina, si va direttamente alla finale di questo pomeriggio, quindi ripetiamo, 200 rana assoluti maschi, finale diretta questo pomeriggio. Di nuovo un buongiorno a tutti, buona Epifania e buon sabato 6 gennaio e bentrovati da parte mia Edoardo qui alle piscine Chiara Giavi di Montebelluna per il Day 2, seconda giornata dell'edizione 24 Memoria Chiara Giavi, il primo trofeo Giovanni Menegon. Quindi abbiamo già detto del programma di questa mattina, delle batterie di qualificazione in vista delle finali pomeridiane, ricordando che i 200 run assoluti maschili saranno nuotati direttamente nel pomeriggio. Ringrazio sempre Montebelluna Nuoto e Montenuoto per l'organizzazione dell'evento con il patrocinio del Comune di Montebelluna e le collaborazioni del Comitato Chiara Giavi, il Comitato Regionale Veneto e la Federazione Italiana Nuoto. Quindi come sempre presentiamo giudici e cronometristi, salutando anche chi ci segue online in streaming. Ricordo sempre Finveneto, il sito di riferimento, con la preziosissima collaborazione di Sightland, che saluto e ringrazio. Dunque la giuria, il cronometraggio, giudici arbitri sono di Treviso, Mariangela Coppe e Fabio Giordano. Giudici di partenza per il settore femminile, Francesco Bertola di Verona.
Per il settore maschile Mirko Antoniol di Treviso. Coadiutore della giuria è Ludovica Imperio di Treviso. Direttore del servizio automatico di cronometraggio Marco Riato. Il medico di servizio il dottor Roberto Pivetta. Bene, allora ringraziamo giudici e cronometristi che invitiamo a prendere posto in piano vasca. Buon lavoro a voi, in bocca al lupo ragazzi per le vostre gare. Saluto e ringrazio sempre DJ Corrado qui alla mia destra insieme a Liliana e poi le speakers Maddalena prima, Federica poi, che ci daranno una mano in questa mattina per la presentazione degli atleti impegnati. Dunque si inizia, lo si fa con i 400 stile libero, prima femminili e poi maschili, senza alcuna divisione di categoria, e sempre al termine di ogni turno vi daremo l'ottavo ultimo tempo utile per l'accesso, l'ingresso alle finali. Quindi 400 stile, batterie sempre a teste di serie, le ultime due sono quelle che contengono i 16 migliori tempi. A brevissimo accoglieremo e presenteremo le atlete della prima batteria. Quindi entrano, accedono in piano vasca le atlete. Presentiamo la prima batteria, in corsia 1 Mabel Argenta, alla 2 Jenny De Bortoli, alla 3 Carlotta Mussato, alla 4 Alice Zamuner, alla 5 Laura Mon, alla 6 Rebecca Dalla Libera, alla 7 Sara Martignago. Si preparino per la seconda batteria Maggiolo Caterina in corsia 1, Pavan Elena in corsia 2, Innocenti Nicole in corsia 3, Savian Elena in corsia 4, Viscardi Maria in corsia 5, Sacchini Martina in corsia 6, Cozzini Caterina in corsia 7, Dallò Minerva in corsia 8.
4,49 centesimi Alice Zamuner su Carlotta Mussato, 4,40,45 in seconda posizione in corsia 3. Attendiamo l'arrivo di tutte le atlete, quindi la partenza, batteria numero 2. Si preparino per la terza batteria l'ex Anna in corsia 1, Sorrenti Anna in corsia 2, Curti Elena in corsia 3, Zanina Aurora in corsia 4, Conte Noemi in corsia 5, Sfoggia Gemma in corsia 6, Mancassola Vissona Mia in corsia 7, Rigo Stella in corsia 8. Prima delle due teste di serie in corso, virata in arrivo è quella dei 350 con Elena Savian in vantaggio dal Friuli Venezia Giulia, Ginnasium Pordenone.
32,63. Stata terza in vasca corta allo stadio di Riccione nei 4 stile in questa gara nel 2023, quindi senza problemi, apre così alle 8:40 di mattina, centra la finale. Vediamo con quale tempo, 4:23,08 in tutta tranquillità Elena, quindi Maria Viscardi alla seconda piazza, 4:27,11, chiude anche in corsia 6 Martina Sacchini, 4:32,08. Quindi questi i riferimenti. Adesso si va con la terza e ultima batteria. Prossima gara in programma, 400 stile libero assoluti maschi. Sono previste 3 batterie. Si preparino per la prima batteria Cervo Levi Riccardo in corsia 3, Ventura Christopher in corsia 4, Bandiera Bruno in corsia 5, Mariannini Matteo in corsia 6. Tre atlete sulla stessa linea, prossima virata è quella dei 300 metri, Noemi alla 5, Aurora alla 4, Elena alla 3, riferimenti naturalmente dalla precedente, il quarto tempo è 3:34, quindi basta tranquillamente chiudere a 1:10 per accedere alla finale per queste tre.
Aurora Zanin, Nottoli, miglior tempo di iscrizione. Boom boom ieri, doppietta, 2 gare, 2 vittorie, 2 stile i 2 stile in chiusura e 200 farfalla, con anche il nuovo record della manifestazione. Prossima virata è quella dei 350, Noemi Conte 2009, la più giovane del terzetto, non si fa distinzione di categoria, abbiamo detto, per questa gara. Elena Curti alla 3 del 2005, stesso anno per Aurora alla 4. Siamo alla conclusione, quindi Noemi vince la batteria, fa 4.32.05, si piazza in terza posizione, Elena 4.32.97 quinta, Aurora 4.34.00 è sesta, quindi Pavan settima e ottava Nicole Innocenti con 4.34.23. Questo è l'ultimo tempo utile, naturalmente tutto sempre ufficioso. Andiamo avanti con la prossima gara, 4 stile maschi, alla partenza a prima batteria. Si preparino per la seconda batteria Bergamo Alex in corsia 1, Sartorivan in corsia 2, Marson Gabriele in corsia 3, Chiarioni Massimo in corsia 4, Munerotto Matteo in corsia 5, Pucci Matteo in corsia 6, Minetto Alessandro in 7, Ramano Octai in corsia 8. Negli anni 70.
4:22,82 per Matteo Mariannini in corsia 6 SC Nuoto, vince questa prima batteria alla partenza numero 2. Si preparino per la terza batteria Vianello Riccardo in corsia 1, Dalpan Davide in corsia 2, Filippini Giovanni in corsia 3, Sartoretto Alessio in corsia 4, Sernaggiotto Luca in corsia 5, Erard Lucas in corsia 6, Bon Alessandro in corsia 7, Olteanu Raul in corsia 8. Nacqua la batteria numero 2, effettuata la virata dei 250, prossima da questo lato quella dei 300 con Massimo Chiarioni dell'Hydros in vantaggio. Terzo ai criteri a 23 nei due stile, Euro Junior di Ottopeni 2022, vittoria di staffetta 4x2, mondiali junior sempre nell'agosto, fine agosto 22 a Lima in Perù, con il titolo di 4x2 e altre due finali di staffetta 4% stile e 4% mista. L'atleta dell'Hydros classe 2004 che in questa gara quest'anno migliore di 3,53 e 35. Questa mattina naturalmente non c'è bisogno di spingere più di tanto, basta semplicemente accedere alla finale con una buona corsia. Il vantaggio è gigante, dietro di lui alla seconda piazza c'è Matteo Munerotto, Wisp Bologna, e dietro ancora alla terza posizione Gabriele Marson San Vito dalla corsia 3. Quindi già presentati i ragazzi che scenderanno in vasca brevissimo nella terza, avranno anche il vantaggio di avere il riferimento cronometrico, la vetta e la quarta posizione soprattutto. Quindi Massimo Chiarioni, vediamo quanto fa, se sta sotto il muro, sì, 3,59 e 43. Quindi Munerotto 4,3,79, completa anche Marson 4,7,57.
Prossima gara in programma, 100 farfalla ragazze, sono previste 4 batterie. Si preparino per la prima batteria Bortotte Eleonora, corsia 1, Cevolin Gaia, corsia 2, Bruniera Giorgia, corsia 3, Zilli Vittoria, corsia 4, Perion Lisa, corsia 5, Argenta Mabel, corsia 6, Stefani Leda, corsia 7, Mazzoli Margherita, corsia 8. Prossima virata è quella dei 300 metri, Alessio Sartoretto Hydros in corsia 4, medaglia d'argento in vasca lunga in categoria estivi al Foro di Roma, insieme all'argento degli 8 e il bronzo dei 1500, Sartoretto classe 2003, quest'anno migliore di 3,51 e 0,2 al meeting di Halloween. Siamo alla conclusione, quindi miglior tempo 3:59,43, vediamo, rimane questo, quindi quello di Massimo Chiarioni il primo, qui chiude rallentando vistosamente nel finale Sartoretto, fa 4:3,18 e si inserisce in seconda posizione. Quindi Giovanni Filippini 4:4,24, Luca Sernagiotto 4:4,92. L'ultimo tempo, l'ottavo, è quello di Ivan Sartor, 4:11,02 per accedere a questa finale. Quindi terminati, completati i 400 stile libero, andiamo con la prossima gara. Qui si va per categoria, quindi alla partenza la prima batteria dei 100 farfalla ragazze.
Si preparino per la seconda batteria Valderiana, corsia 1, Moncassola Vivona Gaia, corsia 2, Castellana Alessia, corsia 3, Vendramini Linda, corsia 4, Costantino Caterina, corsia 5, Brugnoli Allegra, corsia 6, Somavilla Siria, corsia 7, Pavarin Sofia, corsia 8. Uno 16,8 centesimi, intanto Gaia Cevolini, miglior tempo di questa prima batteria, alla partenza numero 2. Si preparino per la terza batteria Bizzotto Federica, corsia 1, Gestri Vittoria, corsia 2, Cheberle Viola, corsia 3, Serafin Greta, corsia 4, Bandiera Emma Maddalena, corsia 5, Pezzolesi Veronica, corsia 6, Battaglia Eva, corsia 7, Zanette Melissa, corsia 8. Uno 7,45, Linda Vendramini va al comando della classifica vincendo questa batteria 2 su Alessia Castellan, 1,11,30. Alla partenza la batteria numero 3. Si preparino per la quarta batteria Bragagnolo Vittoria, corsia 1, Canciani Ilaria, corsia 2, Omiccioli Alexandra, corsia 3, Darici Martina, corsia 4, Bennati Marta, corsia 5, Tandu Anita, corsia 6, Baccina Emma, corsia 7, Dalla Rosa Nicole, corsia 8. Greta Serafin in corsia 4, Arca Team, 1,7,45 il miglior tempo e resta ancora Linda Vendramini. Vediamo quanto chiude Greta, fa 1,9,13, si mette in seconda posizione su Emma Maddalena Bandiera, 1,10,23, ora è provvisoriamente alla terza posizione. Alla partenza c'è l'ultima batteria ragazza.
Allora attenzione perché c'è una squalifica sulla batteria appena conclusa, atleta in corsia 3, Viola Cheberle, centro nuoto Le Bandie, è stata squalificata. Prossima gara in programma, 100 farfalla ragazzi, sono previste 2 batterie, si preparino per la prima batteria Lingilio Thomas, corsia 1, Somacal Samuele, corsia 2, Schiavinato Pietro, corsia 3, Balzane Edoardo, corsia 4, Sternpezis Maximos, corsia 5, Dal Corso Francesco, corsia 6, Venturini Nicolò, corsia 7, Carbonera Filippo, corsia 8. No, quella ultima con Martina Darisci Montebelluna nettamente in vantaggio, vediamo se riesce anche a ottenere il miglior tempo che è sempre uno 7:45, completa quindi la sua batteria con un gran bel crono fin dalla mattina Martina, 1:5:29. Quindi conferma la corsia 4 questo pomeriggio, dietro di lei Marta Bennati, 1:10:82, andiamo a vedere l'ottavo posto, è quello di Katerin Konstantinov, 1:12:29. Alla partenza la prima batteria ragazzi maschi 2010. Si preparino per la seconda batteria Rossetti Davide, corsia 1, Tonetto Leonardo, corsia 2, Branda Pascal, corsia 3, Moro Tommaso, corsia 4, Sartori Davide, corsia 5, Botta Enrico, corsia 6, Giuliano Vincenzo, corsia 7, Diola Alessandro, corsia 8. Uno 5:26, Edoardo Balzano mette questo primo riferimento su Maximos Serpezis, 1:8:98. Alla partenza la seconda batteria. Prossima gara in programma, 100 farfalla ragazzi, sono previste 3 batterie. Si preparino per la prima batteria Michelin Francesco, corsia 2, Baroncelli Matteo, corsia 3, Fetissov Vladimir, corsia 4, Beoteum Leonardo, corsia 5, Bressan Axel, corsia 6, De Boni Mattias, corsia 7. Tommaso Moro 29:34, su Davide Sartori 30:66, sono questi i passaggi ai 100 metri, ai 50 chiedo scusa, prossima virata ai 75. Quindi Tommaso Moro la virata e adesso l'uscita è dalla subacquea, seguito sempre dalla telecamera di Sightland, ricordo la diretta streaming per seguire il tutto, il tempo da battere 1:5:26 di Balzano, vediamo Tommaso Moro se riesce a farlo o meno, conclude e completa 1:4:48 e va al comando della classifica. Davide Sartori 1:5:42 terzo, Pascal Branna 1:6:92 quarto,
e quindi la ottava posizione se la prende Leonardo Tonetto in corsia 2, 1:11:56, e questo è l'ottavo e ultimo tempo utile. Sempre tutto ufficioso, intanto andiamo avanti con la prima batteria, ragazzi, 0809. Si preparino per la seconda batteria Dinca Mattias, corsia 2, Moro Riccardo, corsia 3, Lessana Simone, corsia 4, Venturini Cesare, corsia 5, Barbaro Elia, corsia 6, Campo dall'Orto Samuel, corsia 7. Quindi nuova categoria in arrivo, si prosegue col ritmo delle batterie qui in questo giorno della Befana, 6 gennaio, siamo con il 2008-2009, Fetisov e Botteon nelle corsie centrali, vediamo i loro tempi rispettivamente 60 e 13 per Vladimir, quindi Leonardo 1, 1 e 17. Intanto andiamo avanti con la batteria numero 2. Si preparino per la terza batteria Gironda Riccardo, corsia 1, Longi Matteo, corsia 2, Moro Leonardo, corsia 3, Omicioli Marco, corsia 4, Cappellini Nicolò, corsia 5, Fiorin Nicolas, corsia 6, Medana Giovanni, corsia 7. In 58 e 73 per Simone Lessana che balza quindi al comando su Riccardo Moro 1-1 e 78, al momento è in quarta posizione alla partenza terza batteria. Prossima gara in programma 100 farfalla juniores femmine. Sono previste 3 batterie. Si preparino per la prima batteria Scomparin Greta in corsia 1, Waldner Selina in corsia 2, Mondin Margherita in corsia 3, Salvi Maria Vittoria in corsia 4, Tongiani Aurora in corsia 5, Mestroni Irene in corsia 6, Caldart Camilla Petra in corsia 7, Frigo Asia in corsia 8.
Marco Miccioli 58 e 82 in corsia 4 su Nicolò Cappellini 60.04, Moro 69.9 e l'ottavo tempo 1.2.16 è quello di Axel Bressan per questa categoria. Andiamo avanti, junior femmine. Si preparino per la seconda batteria De Yuri Emma in corsia 1, Visentina Adele in corsia 2, Baccichetto Anna in corsia 3, Magrin Giulia in corsia 4, Piccoli Giada in corsia 5, De Boni Maria in corsia 6, Pratillo Maddalena in corsia 7, Calleri Gaia in corsia 8. Allora al medico di servizio per cortesia teniamo un attimo sotto controllo corsia 3 a centro della vasca per cortesia, intanto 1.7.26 si completa questa batteria. Aurora Tongiani Tirrenica nuoto su Maria Vittoria Salvi Vissauro in seconda posizione. Mi verifichiamo un attimo che sia tutto ok prima di proseguire con la prossima batteria numero 2. Si preparino per la terza batteria Meli Alice in corsia 1, Giordano Alice in corsia 2, Scessere Martina in corsia 3, Bizzotto Martina in corsia 4, Zanardo Anna in corsia 5, Pecone Allegra in corsia 6, Stecca Agata in corsia 7, Festa Aurora in corsia 8. Allora il medico di servizio per cortesia qui in zona postazione microfonica, medico di servizio, grazie. Tanto batteria numero 2, testa a testa corsie centrali numero 4 e 5. In corsia 4 Giulia Magrin 1.5.17 va al comando su Giada Piccoli, seconda 1.5.96. Alla partenza c'è la batteria numero 3, intanto Samuele Sommacal per ritirare il suo tesserino qui al tavolo della postazione microfonica.
Prossima gara in programma 100 farfalla juniores maschi. Si preparino per la prima batteria Masgon Giovanni in corsia 3, Barbon Martino in corsia 4, Carella Marco in corsia 5. Ultimi metri per completare anche questa terza batteria e chiudere il quadro delle junior femmine. Martina Bizzotto fa 1.4.46, Suana Zanardo 1.5.94 in seconda posizione. Ottavo e ultimo tempo, quello di Anna Baccichetto, 1.8.55. Si preparino per la seconda batteria Beghetto Nicolò in corsia 1, Filippini Giovanni in corsia 2, Amatori Davide in corsia 3, Tormena Federico in corsia 4, Monestier Filippo in corsia 5, Dalpan Davide in corsia 6, Molinari Diego in corsia 7. Martino Barbon, corsia 4, 1.4.08, la partenza, la seconda batteria. Si preparino per la terza serie Alexa Davide in corsia 1, Dalla Torre Alberto in corsia 2, Bonotto Giacomo in corsia 3, Giacomini Larbi in corsia 4, Frisaldi Andrea in corsia 5, Gallo Tommaso in corsia 6, Pucci Matteo in corsia 7. Enrico Torvena 57-53,
su Filippo Monestiero, 58-37. Si preparino per la quarta batteria Mattias Iannis in corsia 1, Sancetta Alvise in corsia 2, Foresto Matteo in corsia 3, Ostanello Samuele in corsia 4, Simeoni Elia in corsia 5, Mantellato Daniel in corsia 6, Favotto Riccardo in 7, Zanette Giacomo in corsia 8. (57-60 per l'Arbi Giacomini su Andrea Frisaldi, 58-47 alla seconda posizione. Prossima gara in programma, 100 farfalla assoluti femmine. Sono previste 3 batterie. Si preparino per la prima batteria Amerini Bianca in corsia 2, Mantellato Valeria in corsia 3, Groppo Alice in corsia 4, De Boni Anna in corsia 5, Pederiva Martina in corsia 6, Waldner Lia in corsia 7. Allora attenzione perché c'è una squalifica sulla batteria 3 appena conclusa, atleta in corsia 7, Matteo Pucci, Tirrenica, nuoto, stato squalificato. In acqua c'è la quarta e ultima, questa andiamo a completare anche il quadro degli junior maschi. Samuele Ostanello Hydros in 4, Elia Simeoni Montebelluna alla 5, 57-53 il miglior tempo di Federico Tormena. Siamo alla conclusione con Ostanello 56-76 su Elia Simeoni 57-80 e l'ottavo tempo è quello di Davide Dalpan 59-72 per accedere a questa finale. Sempre tutto provvisorio ufficioso, andiamo avanti col programma. Prima batteria salute femmine. Si preparino per la seconda batteria Filippi Ilaria in corsia 2, Zanibellato Chiara in corsia 3, Bogdaneci Vittoria in corsia 4, Cuzzol Camilla in corsia 5, Maragno Gaia in corsia 6, Curtol Michela in corsia 7.
Allora attenzione perché c'è una squalifica sulla quarta e ultima batteria junior maschi, l'atleta la corsia 3, Matteo Foresto Idros, è stato squalificato. Non cambia nulla per quanto riguarda gli 8 ammessi alla finale. Intanto invece la prima delle assolute femmine si è conclusa con Alice Groppo 1-2 e 0-4 su Anna De Boni 1-4 e 85. Andiamo avanti, numero 2. Si preparino per la terza batteria Bruco Martina in corsia 2, Pizzol Giada in corsia 3, Facca Letizia in corsia 4, Grandene Noemi in corsia 5, Benetton Marta in corsia 6, Argenta Maeva in corsia 7. Allora attenzione perché c'è una squalifica sulla prima batteria femminile, quella appena completata, l'atleta la corsia 2, Bianca Amerini, Futura Club Prato, è stata squalificata. In acqua c'è la numero 2 che volge al termine, in corsia 5 Camilla Cuzzuol Idros, 1-3 e 65 su Vittorita Alexandra Bogdaneci seconda a 1-3 e 74. Quindi alla partenza c'è la terza e ultima batteria. Prossima gara in programma, 100 farfalla assoluti maschi, sono previste 2 batterie. Si preparino per la prima batteria Franzato Davide, corsia 1, Bruniera Cristian, corsia 2, Menegatti Nicola, corsia 3, Nanetti Ettore, corsia 4, Iovine Stefano, corsia 5, Maculan Mauro, corsia 6, Kenda Raul, corsia 7, Giusti Guglielmo, corsia 8. Noemi Grandene alla 5, Letizia Facca alla 4, arrivano a insieme, sono 3 centesimi a favore di Noemi, 1,282 su Letizia, 1,285. Quindi vediamo l'ottava posizione, dovrebbe essere quella di Chiara Zanibellato, 1,640, l'ultimo tempo utile per questa categoria. Andiamo avanti, assoluti maschi, batteria 1. Si preparino per la seconda batteria Vendramini Alessio, corsia 1, Tanzi Davide, corsia 2, Bruzzo Pietro, corsia 3, Ferraro Cristian, corsia 4, De Bacco Francesco, corsia 5, Beltrame Leonardo, corsia 6, Micheletto Lorenzo, corsia 7, Gori Lapo, corsia 8.
E quindi abbiamo le ultime due batterie, assoluti maschi, per mettere fine ai 100 farfalla. Nella prima troviamo Ettore Nanetti, accreditato nel secondo miglior tempo assoluto, quindi Stefano Iovine del quarto migliore in corsia 5. Siamo già ai 75 metri e nella vasca conclusiva. Ettore Nanetti, Ferrara nuoto al centro della vasca, va a completare vincendo, vediamo in quanto. 56,90 per Ettore, Nicola Menegatti 57,40, quindi Stefano Iovine in terza posizione 58,67. Alla partenza c'è la seconda e ultima batteria. Allora, intanto probabilmente c'è stato uno scambio di cartellino materiale, quello di Camilla Cuzzuol, nuotato poco fa in corsia 5 per l'Hydros, quindi se qualcuno avesse preso per sbaglio, magari chi ha nuotato prima, verificare, eventualmente riconsegnare il tutto qui alla postazione microfonica. Tanto siamo con l'ultima in corso, Cristian Ferraro, ritroviamo dopo le 2 vittorie con doppio record ieri. È l'ottavo all time in vasca corta in questa prova, un personale di 50-88 agli assoluti 20-22. Solo grandi nomi meglio di lui, Rivolta, Stefani, Lamberti, Codia, Razzetti, Ceccon, Michele Busa, e poi appunto c'è Cristian Ferraro nelle graduatorie all time di tutti i tempi, qui affiancato da De Bacco in corsia numero 5, con Ferraro che sta davanti, fa 56,49, su De Bacco 56,77. Andiamo subito a dare quello che è l'ottavo ultimo tempo, sempre provvisorio, virtuale ed ufficioso, Mauro Maculan 60,50. Prossima gara sono i 100 d'orso, ragazze e femmine, in tutto sono 4 le batterie inserite a programma. Per la prima già pronte, schierate dalla 1 alla 8, Bellese, Zangrando, Callegaro, Cecchet, Martin Mazzoccato, Demin e Slobodianiuk. Si preparino per la seconda batteria Marin Margherita corsia 1, Marchetto Clementina corsia 2, Enash Matilde corsia 3, Brugnoli Matilde Alice corsia 4, Zambon Ginevra corsia 5, Brigolinda corsia 6, Mazzoni Alessia corsia 7, Vial Greta corsia 8. Uno 18,57, Federica Cecchetti in corsia 4 onda blu, la partenza la batteria numero 2.
Si preparino per la terza batteria Giraldi Sofia, corsia 1, Nardi Giorgia, corsia 2, Perenzin Margherita, corsia 3, Gottardo Sofì, corsia 4, Bostan Anna Maria, corsia 5, Pir Antonia, corsia 6, Costantino Caterina, corsia 7, Ventura Elisabeth, corsia 8. Ginevra Zambon 1:10:39, meglio però Matilde Brugnoli alla 4, 1:9:02 sale al comando della classifica ragazze. La partenza alla batteria 3. Si preparino per la quarta batteria Valderliana, corsia 1, Somavilla Siria, corsia 2, Puiatti Greta, corsia 3, Battistella Chiara, corsia 4, Basso Sofia, corsia 5, Serena Maria Vittoria, corsia 6, Meduni Elisabetta, corsia 7, Franceschin Giada, corsia 8. 1:7:36, Sofì Gottardo alla 4 su Margherita Perenzin in seconda posizione, 1:10:94. Prossima gara in programma 100 dorso ragazzi, sono previste 2 batterie. Si preparino per la prima batteria Marin Sebastiano in corsia 1, la Nubile Vittorio in corsia 2, Longi Nicolò in corsia 3, Dalla Lana Davide in corsia 4, Martina Enrico in corsia 5, Brianti Alex in corsia 6, Lorenzon Gabriele in corsia 7. Uno 7:40 Chiara Battistella su Sofia Basso, 1:7:99.
Si preparino per la seconda batteria Mosconi Jacopo in corsia 1, Venturini Nicolò in corsia 2, Poloni Alessio in corsia 3, Suruc Alex in corsia 4, Zaia Filippo in corsia 5, Coppola Vincenzo in corsia 6, Sabadin Nicola in corsia 7, Carbonera Filippo in corsia 8. David Dallalana 31,00 al passaggio, questa prima batteria, ieri vittoria per lui della doppia distanza sui 200 metri, Montebelluna nuoto. Uno, 3 e 45 il suo tempo, quindi vediamo dietro, seconda posizione Enrico Martin, 1:10:40. Prossima gara in programma 100 dorso ragazzi 2008-2009. Sono previste 3 batterie. Si preparino per la prima batteria Bandiera Pietro in corsia 1, Innocente Gianluca in corsia 2, Bernard del Massimiliano in corsia 3, Marchesin Gabriele in corsia 4, Cappellini Nicolò in corsia 5, De Vettori Tommaso in corsia 6, Visentin Simone in corsia 7. Alex Suruc 1:6:17, su Filippo Zaia 1:7:55, Alessio Poloni 1:10:35. L'ottavo tempo è quello di Vittorio Lanubile 1:11:52. Alla partenza c'è la batteria numero 1 2008-2009. Si preparino per la seconda batteria Vivoda Giovanni in corsia 1, Betteto Giacomo in corsia 2, Zorzi Enrico in corsia 3, Aureli Giacomo in corsia 4, Zammattio Ruben in corsia 5, Spitaler Paolo in corsia 6, Cavallin Gabriele in corsia 7. Sessanta e 58 Nicolò Cappellini, se Gabriele Marchesin 60-93.
Si preparino per la terza batteria Ventura Christopher in corsia 1, Marin Jacopo in corsia 2, Carbonari Brando in corsia 3, Zanina Andrea in corsia 4, Bertolo Lorenzo in corsia 5, Angius Mattia in corsia 6, Battaglia Rico in corsia 7, Paoletti Noel in corsia 8. Giacomo Aureli 59-33 su Nicolò Cappellini 60-50, chiedo scusa, Cappellini era la batteria precedente, Ruben Zamattio 60-79, si inserisce proprio al terzo posto dietro Aureli e Cappellini. Andiamo avanti con la prossima batteria, la partenza. Prossima gara in programma, 100 dorso juniores femmine, sono previste 3 batterie, si preparino per la prima batteria Merlin Nina Gaia, corsia 2, Kienzel Denise, corsia 3, Dal Fabbro Sara, corsia 4, Tanaskowska Katia, corsia 5, Minato Martina, corsia 6, Stac Giulia, corsia 7. Andrea Zanin 59-86 si aggiudica questa terza e ultima batteria di questa categoria, quindi l'ultimo tempo, l'ottavo, è quello di Enrico Zorzi 1-2-20. Alla partenza la prima junior femmina. Si preparino per la seconda batteria Zamunera Alice, corsia 1, Bizzotto Martina, corsia 2, Farello Giulia, corsia 3, Taucer Caterina, corsia 4, Simionic Celeste, corsia 5, Merotto Emma, corsia 6, Visentina Adele, corsia 7. Una 5,65 Sara Dal Favro su Martina Minato 1,961 in seconda posizione.
Si preparino per la terza batteria Angelica Aurora, corsia 1, Vilda Annabel, corsia 2, Pontello Fiamma, corsia 3, Basso Maria, corsia 4, Riva Aurora, corsia 5, Candotti Gaia, corsia 6, Vettorella Elena, corsia 7. Caterina Taucher, corsia 4, 1,6,70, Emma Merotto 1,8,04, Celeste Simoni 1,8,34 il suo tempo. Andiamo avanti con la terza batteria. Prossima gara in programma, 102 juniores maschi, sono previste 2 batterie. Si preparino per la prima batteria Bianchini Giacomo, corsia 2, Monestier Filippo, corsia 3, Tormena Federico, corsia 4, Furlan Segat Filippo, corsia 5, Rigolon Elia, corsia 6, Lenisa Nicolas, corsia 7. E a basso 1,5,34, Sorora Riva 1,8,69, quindi l'ottavo tempo Martina Minato 1,9,61 per questa categoria assolute. Andiamo avanti con la prima batteria maschile. Si preparino per la seconda serie Cavallin Lorenzo, corsia 1, Neri Ettore, corsia 2, Lex Florian, corsia 3, Bagnato Giorgio, corsia 5, Foresto Matteo, corsia 6, Tamburin Nicola, corsia 7. (60,48) il tempo di Federico Tormena su Filippo Furlan Segat 1,1,22, questi i riferimenti della prima. Andiamo avanti con la numero 2.
Prossima gara in programma, 100 dorso assoluti femmine. Sono previste 3 batterie. Si preparino per la prima batteria Milani Bonandin Carolina in corsia 1, Avella Aurora in corsia 2, Masetto Elena in corsia 3, Grendene Noemi in corsia 4, Tagliariola Anna in corsia 5, Brigato Giulia in corsia 6, Baroni Sofia in corsia 7. Florian Lex 58 e 13 su Giorgio Bagnato 60 e 29, quindi 1-1 e 52, in questo caso rappresenta l'ultimo tempo notato da Elia Rigolon. Completata la gara, questa prova dei 100 dorso, quindi andiamo avanti, abbiamo adesso i 200 rana, ragazze, batteria numero 1. In realtà avevamo terminato la categoria junior del dorso, ma mancano ancora le categorie assolute, quindi le 3 batterie femminile e poi quelle al maschile che saranno 2, quindi 5 ancora le partenze di 100 dorso per passare poi sì alla prossima, che è quella dei 2 run. Quindi presentiamo la seconda, la 1 alla 7, Rachel Frigo, Eleonora Cibien, Nicole Polloni, Letizia Facca, Vittorio Urbanetto, Minerva Dallò e Maria Chiara Armenti. e 1-4-28 Noemi Grendene su Anna Tagliariollo 1-6-79, Elena Masetto 1-9-32. Si preparino per la terza batteria Filippi Ilaria in corsia 1, Bruco Martina in corsia 2, Pizzol Giada in corsia 3, Serafin Margherita in corsia 4, Boccalon Nicole in corsia 5, Grosso Sara in corsia 6, Waldner Lia in corsia 7, Iorio Marcella Giulia in corsia 8.
Tizia Facca alla 4, Vittorio Urbanetto alla 5, con quest'ultima che forse passa proprio nel finale, esatto, 1.5 e 41 per Vitto su Letizia, 1.5 e 89, quindi più staccata la terza, Minerva Dallò 1.10 e 30. Alla partenza la prossima batteria, la numero 3. Gara in programma 100 dorso assoluti maschi, sono previste 2 batterie. Si preparino per la prima batteria Camposeo Alessio in corsia 2, Casini Thomas in corsia 3, Rongadi Iseia in corsia 4, Gobbo Federico in corsia 5, Siega Sebastiano in corsia 6. Margherita Serafin 31.82, Nicole Boccalon 31.84, miglior tempo è 1.4 e 28. Vediamo Margherita Serafin, va alla conclusione, lo fa con 1.5.19, si inserisce in seconda posizione. Nicole Boccalon 1.6.40, è quinta nella graduatoria complessiva e quindi l'ottavo tempo. Elena Masetto 1.9 e 32, questo quanto serve per accedere alla finale assoluta femminile dei 100 dorso. Si va avanti con gli assoluti maschi, batteria con l'1. Si preparino per la seconda batteria Giusti Guglielmo in corsia 2, Griona Alberto in corsia 3, Biasin Filippo in corsia 4, Sandri Jacopo in corsia 5, Zetti Giovanni in corsia 6. (59-14), Isaia Rongadi su Federico Gobbo, 1-1 e 16 alla seconda posizione.
Allora attenzione perché c'è una squalifica in questa batteria appena conclusa. Atleta alla corsia 6, Sebastiano Siega, acqua 18, è stato squalificato. Inoltre 100 farfalla assolute femmine per la rinuncia alla finale di Noemi Grendene. Entra Valeria Mantellato, San Vito Nuoto. Quindi Valeria Mantellato, ripetiamo, accede alla finale assoluta femminile dei 100 farfalla. Dunque presentiamo quella che è la prossima gara. Adesso sì, arrivano i 200 rana ragazze e 4 le batterie. Per la prima dalla 2 alla 6 Camilla Darè, Margherita Marin, Matilde Guizzo, Maddalena Mallia e Petra Barostica. Si preparino per la seconda batteria Sorrenti Isabella, corsia 1, Tasselli Chiara, corsia 2, Gasparini Maddalena, corsia 3, Bandiera Emma Maddalena, corsia 4, Cevolini Gaia, corsia 5, Emma Dore Marta, corsia 6, Ruggero Giada, corsia 7, Mezzacasa Beatrice, corsia 8. Maddalena Mallia 2.55.34 alla vittoria di questa batteria 1 per il centro nuoto Cittadella su Matilde Guizzo in seconda posizione 3.06.17.
Si preparino per la terza batteria Bortotta Eleonora Corsia 1, Zenardi Mara Corsia 2, Scaccia Sofia Corsia 3, Pezzolesi Veronica Corsia 4, Bettetto Alice Corsia 5, Esposito Maria Vittoria Corsia 6, Frullio Benedetta Corsia 7, Boriero Greta Maria Corsia 8. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, sério? Delícia. Ai, se eu te pego. Due 55,94 Emma Maddalena Bandiera in corsia 4 vince la spunta per soli 4 centesimi su Maddalena Gasparini in seconda posizione. Si preparino per la quarta batteria Argentona Alice Corsia 1, Bottecchia Luna Corsia 2, Gatto Diletta Corsia 3, Omicioli Alexandra Corsia 4, Chiara Radia Beatrice Corsia 5, Martignago Sara Corsia 6, Vettorel Sara Corsia 7, Daneluzzi Giovanna Corsia 8.
Veronica Pezzolesi 2,48 e 81, la vittoria in corsia 4 di questa terza batteria su Alice Betteto 2,51 74. Prossima gara in programma, 200 rana ragazzi, sono previste 2 batterie, si preparino per la prima batteria Bocchicchio Samuele, corsia 1, Bortoluzzi Giovanni, corsia 2, Sibene Alberto, corsia 3, Genovese Carlo, corsia 4, Giuliano Vincenzo, corsia 5, Carletti Ettore, corsia 6, Gallo Andrea, corsia 7. Alexandra Omiccioli 2,57,7, Diletta Gatto 2,50 e 90 e quindi l'ottavo e ultimo tempo Benedetta Frullio 2,54 e 56. Andiamo avanti con i ragazzi maschi 2010, batteria numero 1. Si preparino per la seconda batteria Tempestini Diego, corsia 1, Simioni Alberto, corsia 2, Martino Enrico, corsia 3, Schiavinato Pietro, corsia 4, Zaia Filippo, corsia 5, Serpensis Maximus, corsia 6, Zulian Giacomo, corsia 7, Deste Matteo, corsia 8.
corsia 4 Carlo Genovese, Idros in vantaggio, si aggiudica quindi questa prima batteria 2010 con 2,40, 2,52 davanti alla corsia numero 6 di Ettore Carletti Montebelluna, 2,45,08. Prossima gara in programma, 200 rana ragazzi maschi 2008-2009. Sono previste 3 batterie. Si preparino per la prima batteria Ramano Octai in corsia 2, Battaglia Cesare in corsia 3, Scanferla Cristian in corsia 4, Stoppioni Cristian in corsia 5, Rossi Lorenzo in corsia 6, Cervo Levi Riccardo in corsia 7. Due 44 e 41 per Pietro Schiavinato Montebelluna a nuoto su Filippo Zaia 2:44,81. Con questo arrivo si chiude il quadro dell'anno 2010, quindi siamo in grado di dirvi chi sta all'ottavo posto, in questo caso Andrea Gallo col tempo di 2:47 e 64. Ancora ufficioso l'arrivo di questa batteria, intanto si va avanti con la prima 2008-2009.
Allora attenzione perché c'è una squalifica sulla batteria appena conclusa. L'atleta alla corsia 3, Enrico Martin Hidros, è stato squalificato. In acqua con i 2008-2009 presentiamo la prossima seconda, la 2 Filippo Martignago, la 3 Radomir Pugiuc, alla 4 Agostino Martignago, alla 5 Edoardo Dall'Acqua, 6 Mattias De Boni, 7 Mattia Del Bianco. - 2:35,67 per Cristian Scanferla su Cristian Stoppioni, secondo posto 2:36,22. Andiamo avanti, seconda batteria. Presentiamo la prossima, è la terza, la 1 Samuel Campo Dall'Orto, la 2 Matteo Bonora, la 3 Axel Bressan, la 4 Damiano Cappellazzo, 5 Ruben Zamattio, 6 Cristian Casera, 7 Luca Roverso. Tanto il tesserino Matteo Deste, a qua 18, qui alla postazione microfonica Matteo Deste.
2.30 e 31, Agostino Martignago su Edoardo Dall'Acqua, 2.34 e 31 in seconda posizione. Andiamo avanti, numero 3. Allora attenzione, c'è una squalifica sulla batteria appena terminata. L'atleta da corsia 3, Radu Mihai Pugiuc, Antares Nuoto, è stato squalificato. Prossima gara in programma, 200 rana juniores femmine, sono previste 2 batterie, si preparino per la prima batteria Romare Melissa in corsia 1, Lex Anna in corsia 2, Graziotto Letizia in corsia 3, Magrini Ginevra in corsia 4, De Iuri Emma in corsia 5, Tosoni Elisa Ginevra in corsia 6, Mondi Margherita in corsia 7. Dariano Cappellazzo, 2.27.59, si aggiudica questa terza batteria, termina qui la categoria, quindi vediamo come sempre anche il riepilogo e l'ottavo tempo lo strappa proprio in corsia 6 Christian Caser con 2.40 e 54. Allora, si preparino per la seconda batteria Muradore Elisa in corsia 1, Lorenzon Sofia in corsia 2, Waldner Selina in corsia 3, Girelli Matilde in corsia 4, Koppinska Veronica in corsia 5, Dal Dottore Becca in corsia 6, Pasqualone Eleonora in corsia 7, Pratillo Maddalena in corsia 8.
Ginevra Magrini 2.42,86 su Melissa Romare 2.44,50 in seconda posizione. Prossima gara in programma 200 rana juniores maschi. Sono previste 2 batterie. Si preparino per la prima batteria De Luca Gabriele in corsia 2, Masgon Giovanni in corsia 3, Girotto Alberto in corsia 4, Bernardi Nicolò in corsia 5, Minello Alessandro in corsia 6. Sofia Lorenzon 2.42,94 su Matilde Girelli. Si conclude quindi la seconda batteria e l'ottavo tempo, in questo caso Veronica Kopinska 2.48,52. Andiamo avanti con junior maschi.
Si preparino per la seconda batteria Campana Massimiliano in corsia 2, Monuccelli Matteo in corsia 3, Martin Pietro in corsia 4, Giunti Cristian in corsia 5, Ongaro Alessandro in corsia 6. (27,35 per Girotto su Bernardi, 27,59, quindi Masgon 29,46 alla partenza la seconda. Allora attenzione perché c'è una squalifica, l'atleta alla corsia 6 Alessandro Minello Idros è stato squalificato. Presentiamo la prossima che è la batteria 1 assolute femmine, corsia 2 Anna Bircher, alla 3 Angelica Arcadio, 4 Vivian Greif, 5 Camilla Dalla Libera, 6 Gaia Maragno, 7 Greta Alborgo.
Massimiliano Campana 2:29,54 su Pietro Martin 2:31,56. Si preparino per la seconda batteria Paretti Dalia, corsia 1, Caldart Sofia Emilia, corsia 2, Innocenti Nicole, corsia 3, Franceschi Elisa, corsia 4, Simeoni Giorgia, corsia 5, Grazzini Anna, corsia 6, Poggiolesi Giulia, corsia 7. Sola, a media vuelta, al sacco duro. Vian Greif 2:43,59 su Camilla Dalla Libera 2:46,42. Prossima gara in programma, 100 stile libero ragazze. Sono previste 5 serie, si preparino per la prima batteria Demin Marta, corsia 2, Bellese Aurora, corsia 3, Viel Greta, corsia 4, Dalmagro Vanessa, corsia 5, Beltrame Gaia, corsia 6, Dare Camilla, corsia 7.
Elisa Franceschi vince per distacco la sua batteria, Gymnasium, va a ottenere un 2:39,50 che vale la prima posizione in classifica. Quindi Giorgia Simeoni 2:47,13, Anna Grazzini 2:47,43. Nicole Innocenti 2:52,34, strappa l'ottavo e ultimo posto utile per questa finale. Quindi si attende l'arrivo di tutte le atlete naturalmente. Per quanto riguarda i due runners Lutimansky si va direttamente in finale questo pomeriggio, quindi prossima partenza 100 stile ragazze, batteria numero 1. Prossima gara in programma, 100 stile libero, si preparino per la seconda batteria Cedron Martina, Corsia 1, Milani Olivia, Corsia 2, Petenà Vittoria, Corsia 3, Bragagnolo Vittoria, Corsia 4, Scaccia Sofia, Corsia 5, Marchetto Clementina, Corsia 6, Rossi Isabella, Corsia 7, Daneluzzi Giovanna, Corsia 8. Uno 10-17, Aurora Bellese Corsia 3 a vincere la prima batteria. Si preparino per la terza batteria Belladonna Vittoria, Corsia 1, Tandu Anita, Corsia 2, Castellana Alessia, Corsia 3, Battistella Chiara, Corsia 4, Gottardo Sofì, Corsia 5, Basso Sofia, Corsia 6, Gestri Vittoria, Corsia 7, Ventura Elisabeth, Corsia 8. Uno 5,92, vittoria Petenà in Corsia 3 alla partenza, la numero 3.
Si preparino per la quarta batteria Stefani Leda, corsia 1, Pavarin Sofia, corsia 2, Zambon Ginevra, corsia 3, Rigo Stella, corsia 4, Bennatti Marta, corsia 5, Vendramini Linda, corsia 6, Siviero Rachele, corsia 7, Dalla Rosa Nicole, corsia 8. e 47, Sofia Basso dalla 6 su Alessia Castellani. Si va avanti, numero 4. Si preparino per la quinta batteria Spitalera Emma, corsia 1, Zanette Melissa, corsia 2, Sorrenti Anna, corsia 3, Galeotti Emma, corsia 4, Serena Maria Vittoria, corsia 5, Bostan Anna Maria, corsia 6, Favero Zoe, corsia 7, Mazzocco Marisol, corsia 8. '60 e 88 per Stella Rigo su Linda Vendramini, 1, 2 e 61. Prossima gara in programma, 100 stile per i ragazzi, sono previste 3 batterie, si preparino per la terza batteria. D'Este Matteo, corsia 1, Rossetti Davide, corsia 2, Girotto Andrea, corsia 3, Branda Pascal, corsia 4, Bergamo Alex, corsia 5, Polonia Alessio, corsia 6, Gallo Andrea, corsia 7. Abbiamo quindi l'ultima, la quinta dei 100 stile ragazze, dopodiché metteremo sempre un punto, andremo a vedere chi si qualifica. Stella Rigo appunto al miglior tempo al momento 60 e 88. Passaggio di Emma Galeotti ai 50 metri 29,07. Il record è 57,96 del 2020. Quindi Emma Galeotti SC Nuoto fa 59,75, va al comando su Maria Vittoria Serena in seconda posizione, 1,1,55. Ottavo ultimo tempo, Chiara Battistella al momento 1,2,14. Andiamo avanti ragazzi, 2010. Si preparino per la seconda batteria
Tempestini Diego, corsia 1, Longi Nicolò, corsia 2, Sartori Davide, corsia 3, Dalla Lana David, corsia 4, Canonico Samuele, corsia 5, Lingilio Thomas, corsia 6, Tonetto Leonardo, corsia 7. Sessanta e 12 Alex Bergamo su Pascal Branda 60 e 60, Andrea Girotto 1 e 83 in terza posizione. Prossima batteria numero 2. Si preparino per la terza batteria Pin Thomas, corsia 1, Lorenzon Gabriele, corsia 2, D'Avanzo Enea, corsia 3, Suruca Alex, corsia 4, Botta Enrico, corsia 5, Milovanovic Luca, corsia 6, Coppola Vincenzo, corsia 7. Subito a spingere fin dalle batterie David Dalla Lana, 56 e 40 per lui, Samuele Canonico 59 e 6 centesimi, si mette in seconda posizione. Andiamo avanti con la terza batteria. Prossima gara in programma 100 stile libero ragazzi 2008-2009. Sono previste 5 batterie. Si preparino per la prima batteria del bianco Mattia in corsia 3, Battaglia Enrico in corsia 4, Gironda Riccardo in corsia 5, Bandiera Pietro in corsia 6. Vediamo come risponde Alex alla prestazione di David nella batteria precedente, 56 e 40. Alex ieri ben si è comportato sulle due prove 50 e 200 stile libero. Oggi c'è la gara di mezzo sulle 4 vasche 100 metri, vantaggio gigante già costruito nella prima parte, ora lanciatissimo, va a prendersi intanto la vittoria. Vediamo se batte anche il 56 e 40 e conferma o meno la quarta corsia, la migliore al centro, fa 56 e 27, quindi sì, sta davanti per 13 centesimi Alex Suruk. Enrico Botta 60-51 ne ha d'avanzo 60 e 79, e questo proprio l'ottavo e ultimo tempo, quello di Enea 60 e 79. Si va avanti ragazzi, secondo e terzo anno, batteria numero 1.
Si preparino per la seconda batteria Battaglia Cesare in corsia 1, Paoletti Noelli in corsia 2, Michelin Francesco in corsia 3, Angius Mattia in corsia 4, Botteon Leonardo in corsia 5, Pagiuc Radu Miai in corsia 6, Caser Cristian in corsia 7, Bettetto Giacomo in corsia 8. Quindi 5 batterie dei ragazzi, 5 junior femmine, 4 junior maschi e poi 4 assolute e 3 assoluti maschi, quindi un totale di 21. Partenze ancora nei 100 stile libero per chiudere direi con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia questa mattinata di batterie. Questo sabato 6 gennaio 60:43 il crono di Enrico Battaglia, Sport Village, per aggiudicarsi la batteria numero 1. Andiamo avanti con la numero 2. Si preparino per la terza batteria Vallotto Francesco in corsia 1, Mariannini Matteo in corsia 2, Olteano Raul in corsia 3, Sartor Ivan in corsia 4, Nerviani Alessandro in corsia 5, Spitaler Paul in corsia 6, Corbo Riccardo in corsia 7 e Longi Matteo in corsia 8. (57:90) Leonardo Botteon vince la seconda, partenza numero 3. Si preparino per la quarta batteria Vianello Riccardo in corsia 1, Aureli Giacomo in corsia 2, Mazzini Lapo in corsia 3, Zanin Andrea in corsia 4, Lanfrit Vittorio in corsia 5, Moro Leonardo in corsia 6, Dinca Mattias in corsia 7, Marin Jacopo in corsia 8. Prima delle 3 teste di serie, quindi si va a scendere sensibilmente con i riferimenti cronometrici. Ivan Sartor, Montebelluna 53:19, Alessandro Nerviani 54:36, Paolo Spitaler 55:34. Si preparino per la quinta batteria Martignago Agostino in corsia 1, Zorzi Enrico in corsia 2, Bonalessandro in corsia 3, Fetisov Vladimir in corsia 4, Omiccioli Marco in corsia 5, Marson Gabriele in corsia 6,
Lessana Simone in corsia 7, Minetto Alessandro in corsia 8. ...53 Andrea Zanin su Leonardo Moro, 55-23, e quindi chiudiamo con l'ultima. Prossima categoria sono le junior, batteria 1, Asia Frigo, Elisa Murador, Lara Mon, Gaia Calleri, Agnese Paludetto e Chanel Ongaro dalla 2 alla 7. Vediamo come si va a chiudere questa prova dei ragazzi. 53-19 Ivan Sartor, vediamo se fa meglio Vladimir Fetisov al centro per Hydros, che si impone in 52-52, quindi sì, largamente miglior tempo, e corsia 4 questo pomeriggio. Gabriele Marson 53-89 e l'ultimo tempo se lo prende Leonardo Moro con 55-23. Questo quanto serve per accedere alla finale. Dentro con le junior, quindi batterie previste sono 5 alla partenza numero 1. Laura Mon, acqua 18, corsia 4, 96,08 per vincere la batteria 1, già pronte per la numero 2, Caldart, Girelli, Peconi, Magrin, Scomparin, Festa, Stecca e Meli.
Prossima è la terza, Sacchini, Giordano, Salvi, Basso, Montin, Cozzini, Wilde, Keinzel. La prima delle tre teste di serie, la numero 2 se la prende Giulia Magrin con 1-1-69. (60-72 per Gaia Montin, a un solo centesimo. Maria Basso 60-73, pronte già per la quarta Marangon, De Boni, Tanascosta, Piccoli, Conte, Colocciac, Mestroni e Merotto. Si preparino per la quinta batteria Rizzotto Veronica in corsia 1, Puccinelli Diletta in corsia 2, Simonanna in corsia 3, Pontello Fiamma in corsia 4, Saviana Elena in corsia 5, Taucer Caterina in corsia 6, Candotti Gaia in 7, Mancassola Vivona Mia in corsia 8. (59-76), già da Piccoli va al comando della classifica su Noemi Conte, 60-17, la partenza, la quinta, l'ultima batteria. Ultima batteria della categoria junior femmine, poi junior maschi con 4 batterie in programma. Per la prima alla 1 Lorenzo Spadetto, alla 2 Alessandro Ongaro, 3 Giacomo Zanette, 4 Samuele Gasci, 5 Alvise Sancetta, 6 Gabriele De Luca, 7 Nicolas Lenisa, 8 Cristian Giunti. Dunque Fiamma Pontello al centro della vasca, su Elena Savian in corsia 5 in seconda posizione. Si rinnova quello che è stata la lotta ieri sui 200 stile libero. Oggi però la distanza è diversa e la bilancia che pende tutta dalla parte di Fiamma Pontello, che intanto si impone, mette subito le cose in chiaro, è in batteria questa mattina, fa 59,05, sta davanti in classifica Anna Simeon 60,13, Elena Savian 60,23,
22, quindi Alice Giordano ottiene l'ultimo tempo con 60 e 78 quindi questo è l'ultimo tempo utile. Andiamo avanti, alla partenza c'è la prima batteria junior maschi. Allora siamo con gli junior maschi, la batteria 1 in acqua, pronti per la numero 2, Mattias Frisaldi, Erhardt, Lazzarin, Bonotto, Piai, Mati, Tamburin. Intanto anche oggi 6 gennaio abbiamo compleanni da festeggiare, facciamo gli auguri da Montebelluna Nuoto a Veronica Rizzotto, buon compleanno! E quindi si completa la prima maschile con Nicolas Lenisa 57 e 59 su Samuele Gasci 58 e 20 alla partenza batteria numero 2. Allora ragazzi, per cortesia, è sempre c'è bisogno di ricordarvelo, in fase di partenza chiediamo sempre il massimo silenzio per il rispetto degli atleti. Questa prova naturalmente verrà ripetuta interamente con tutti gli atleti, la seconda batteria appunto dei 100 stile junior maschili. Allora adesso presentiamo la prossima, che è la numero 3, corsia 1 dalla vecchia, 2 Girotto, 3 Lex, 4 Stanello, 5 Simeoni, 6 Amatori, 7 De Mas Micheluto, 8 Spadotto. Intanto ancora compleanni, ancora auguri, questa volta da parte della Raridantes Venezia, ne fa 14 Leda Stefani. E 53-07 si porta a casa questa batteria 2 Enrico Lazzarin dalla corsia 4 per Hydros. Si va avanti, numero 3.
E quindi si presenta la numero 4, l'ultima degli junior, poi gran finale con gli assoluti. Dunque Enrico Malfi 1, Lorenzo Bertolucci 2, Larbi Giacomini 3, Nicola Pozzebon 4, Riccardo Favot 5, Giovanni Filippini 6, Daniel Mantellato 7, Ettore Neri in 8. Samuele Ostanello in corsia 4, Elia Simeoni alla 5, 52-58 Ostanello su Simeoni 52 e 79 in seconda posizione alla partenza numero 4. Nicolas Pozzebon, centronuoto alle Bandie, 24,60 ad aprire sui primi 50 metri, sull'Arbi Giacomini 25,31. Quindi 52-58 il miglior tempo di Samuele Ostanello. Vediamo come si aggiorna la classifica al termine di questa quarta e ultima batteria. Yum 52-36, Nicolas Pozzebon passa al comando e l'ottavo posto è quello di Giovanni Filippini con 53,97, ottiene l'ottavo tempo utile. Alla partenza abbiamo la prima batteria assoluta. Siamo alla conclusione di questa prima batteria femminile. Maddalena Sartor in corsia 3, 1, 2 e 04.
58 e 49 Cristal De Bortoli, a 2 centesimi Elena Curti con 58 e 51, pronte schierate per la terza batteria De Marchi, Bonelli Fuchs, Urbanetto, Zanin, Catanese, Groppo, Franceschi e Argento. In acqua alla terza, presentiamo la quarta e ultima, Anna Tagliariolla alla 1, Samantha Orler alla 2, Anna Spitaler 3, Margherita Serafin alla 4, Camilla Cuzzola alla 5, Nicole Polloni alla 6, Giulia Camiletti alla 7, Carlotta Mussato 8. Alice Groppo 57, 87, Aurora Zanin 58 e 46, sono le prime due della classifica. Alla partenza c'è la batteria numero 4. Margherita Serafin 28,05, Camilla Cuzzol 28,20, Nicole Polloni 28,27. Quindi le prime 5 racchiuse in 32 centesimi, miglior tempo 57,8, il sesto è 59,38, il quinto 59,32, quindi vediamo sul filo, una gara comunque così breve per entrare e guadagnarsi la finale. Intanto Margherita Serafin tocca davanti a tutte, 58 e 69, poi via via i tempi che vedete esposti a tabellone, quindi è proprio quello lì, quel 59-32 di Maria Viscardi, che vale l'ottava e ultima posizione. Quindi dentro con gli assoluti maschi già pronti per la batteria 1, Casini, Bassani, Dalle Rive, Ferraro, Vettoretti, Grion, Tanzi e Camposeo. Cristian Ferraro 24,34, Paolo Dalle Rive 25,03. Per la prossima seconda Siega, Dalmas, Sartoretto, Sernagiotto, Menegatti, Munerotto, D'Alfreddo e Zetti. Dunque Cristian Ferraro va a vincere, vediamo un quanto, 50,76 per lui, quindi Vettoretti 51,73, Dalle Rive 51,83.
Ultima batteria quindi accede al piano vasca per chiudere così quindi questa mattinata qualche minuto prima del mezzogiorno. Davide Franzato 1, Mauro Maculan 2, Ettore Nanetti 3, Massimo Chiarioni 4, Filippo De Meneghi alla 5, Isaia Rongadi alla 6, Raul Kenda alla 7, Tommaso Damiano Miari Fulcis in corsia numero 8. Quindi Sernagiotto 4, Menegatti 5, Sartoretto in corsia numero 3 al centro della vasca con i primi due soprattutto che scappano via, 50 e 76 il miglior tempo. 51 e 15 Luca Sernagiotto per un centesimo sta davanti a Menegatti. 51 e 16 sono rispettivamente il secondo e il terzo alle spalle di Cristian Ferraro, dunque terza e ultima batteria. Massimo Chiarioni 24,10 su Filippo De Meneghi 24,62, Torenanetti 24,77, 75 metri ultima virata. Siamo alla conclusione quindi di questa terza e ultima batteria, 100 sia libero assoluti maschi, Massimo Chiarioni in davanti, 50 e 69, Filippo De Meneghi 51,04, Ettore Nanetti 51,33, sesto Ettore Nanetti, e ottavo è Paolo Dalle Rive con 51,83 l'ultimo tempo per accedere a questa finale. Confermati ufficiali i risultati anche di questa ultima batteria. E quindi con questa prova e con questa conferma si chiude qui ufficialmente la terza sessione di gare, questo Day 2, sabato 6 gennaio del 24esimo Memorial Chiara Giavi. Io rimando sempre al sito Finveneto e per tutti gli aggiornamenti, i risultati e gli ammessi alle finali di ogni gara, oltre che naturalmente alla diretta streaming. Ringrazio di nuovo tutti i collaboratori di Montebelluna Nuoto, giudici e cronometristi, e l'appuntamento a tutti voi per questo pomeriggio per il gran finale a partire dalle ore 4. Grazie e buon pranzo a tutti.